di eventi d'arme occorsi durante la campagna di Russia nel Natale del 1941, quando una serie di cruenti battaglie, combattute eroicamente fino al dicembre del 1942 dai bersaglieri del Terzo, ne onorano i loro nomi e i fasti incisi a punta di baionetta nel bronzo della storia. Sarà il comandante del Terzo Reggimento Bersaglieri, colonnello Massimo Pecchinotti, ad introdurre gli aspetti più salienti che caratterizzano questo evento, e non solo, avvalendosi inoltre di filmati dei bersaglieri di ieri e di oggi. Subito dopo sarà celebrata la Santa Messa, per commemorare l'ultimo rito liturgico celebrato il 24 dicembre del 41, la vigilia del Santo Natale, dal cappellano militare del Terzo, Don Mazzoni Giovanni, 2 volte medaglia d'oro, che venne ucciso da un nemico da lì a pochi giorni mentre correva a salvare un bersagliere ferito, accompagnato dall'82esimo comandante del Terzo Reggimento Bersaglieri, colonnello Massimo Pecchinotti, dal vicecomandante tenente colonnello Attilio Curdi e dal cappellano militare della caserma Pisano Don Giancarlo Carino. Signore e signori, come letti dalla scritta sullo sfondo, buongiorno e benvenuti alla commemorazione del 74esimo anniversario della battaglia di Natale. Permettetemi di fare un ringraziamento particolare al comandante della brigata Sassari, generale Arturo Nitti, che ha voluto farci l'onore di essere oggi qui presente tra noi, il che rende ulteriormente piena di significato questa manifestazione. So che anche lei, come me, per non mancare oggi, ha voluto estendere verso anno il suo mandato. Ringrazio altresì il bersagliere commendatore Roberto Giannuzzini, presidente interregionale centro dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, anche lui, pur residente nel continente, ma testimonianza del suo affetto nei confronti del Terzo e del legame bersaglieresco come il presidente regionale Giancarlo Scardello, ha voluto per il secondo anno consecutivo essere presente. Ma con sincerità ringrazio tutti i signori sindaci, le autorità militari, le sezioni bersaglieri della Sardegna, le associazioni combattentistiche d'arma e tutti i gentili ospiti ed amici. Passiamo al punto centrale della giornata. Perché oggi siamo qua? Noi oggi ricordiamo la tragedia, l'eroismo e la gloria del Terzo Reggimento Bersaglieri, che fu protagonista dell'episodio più tragico della campagna di Russia prima della ritirata, la battaglia di Natale del 1941, dove valorosi bersaglieri decisero di non cedere le armi, preferivano combattere che morire per la patria, tenendo fede al giuramento prestato. Stiamo parlando di 168 morti, 715 feriti, 207 dispersi e 350 congelati, che ci hanno reso grandi ed immortali con le loro gesta. Per le dimensioni dei combattimenti, l'entità delle perdite e la profondità delle distruzioni materiali, la campagna di Russia può essere considerata il più vasto, drammatico e sanguinoso teatro di guerra della storia. E in tutto questo 2 medaglie d'oro onorano in Russia la bandiera del Terzo. Siamo qua per ricordare come alle 5:40 del 25 dicembre del 41 il rapporto di forze era di un bersagliere contro 20 russi, ma nessun fante piumato si mosse. Il 18° battaglione, ridotto a meno del 50% degli effettivi, non perse mai il caposaldo. Per 7 giorni e 6 notti le fiamme cremisi del Terzo contrattaccarono instancabilmente per allontanare la marea della fanteria e della cavalleria cosacca, che giostrava per tentare l'accerchiamento, ma non un palmo fu ceduto al nemico. Siamo qua ulteriormente per ricordare 2 figure, entrambe decorate di medaglia d'oro al valor militare. Quella di Don Giovanni Mazzoni, cappellano con il corpo di spedizione italiano in Russia, assegnato al Terzo Reggimento, che sempre al fianco dei bersaglieri in quelle disumane condizioni, il 25 dicembre del 41 perse la vita nel tentativo eroico di salvare, soccorrere e sostenere spiritualmente i feriti sul campo, motivo per il quale esponiamo il cimelio storico dell'altare da campo con i paramenti sacri originali. E
quella del colonnello Caretto, comandante del terzo in Russia, che sicuramente fu artefice principale del conseguimento di quelle gesta eroiche. Negli anni precedenti, così come fatto i miei predecessori, sono entrato nel dettaglio delle 3 fasi che caratterizzarono infatti i danni: l'avanzata, la controffensiva sovietica e la ritirata. Quest'anno, anche se pur sempre interessante, non vorrei provocare troppi sbadigli e quindi non lo farò, ma lascerò che siano poi le immagini dell'epoca, alle quali abbiamo poi voluto legare 2 ulteriori momenti storici di interesse bersaglieresco e di crescita professionale. Mi limiterò a ripercorrere brevemente la storia del terzo Bersaglieri, da quando venne costituito il 31 dicembre del 1861, inglobando i battaglioni 18esimo, 20esimo, 25esimo e 28esimo, dai quali ereditò le gloriose tradizioni del risorgimento. Tali battaglioni infatti avevano partecipato alla seconda guerra di indipendenza, alla presa di Ancona, ai fatti dell'Aspromonte, alla campagna per la liberazione del Veneto e alla presa di Roma. Il reggimento ha preso parte alla prima guerra mondiale, distinguendosi per ardimento e slancio e guadagnandosi. Nel 1935 partecipò alla campagna italo-etiopica, conclusasi con la battaglia del Vendetta. Allo scoppio del secondo conflitto mondiale, inizialmente dedicato al fronte occidentale, quindi nel 1941 combatté sul fronte jugoslavo e nello stesso anno passò sul fronte russo. Infine vanta la partecipazione alla guerra di liberazione 43-45 con il 18esimo battaglione Porto, che risalì dal Garigliano al Porto in Italia. Il reggimento si è ricostituito su 3 battaglioni nel 1946 a Milano. Qui vorrei fare un inciso, ovvero fare riferimento a uno dei comandanti del terzo, esattamente il 34esimo comandante, che possiamo vedere sulla slide. Il colonnello Luigi De Micheli. E forse grazie a lui, dico forse perché un recente approfondito studio fatto da un collega lo lega fortemente a questo, ma non ne dà la certezza, che si debba alla ricostruzione del reggimento a Milano. Sicuramente esempio di nobiltà e virtù militari, nel periodo 41-43, destinato in Russia, ricoprì l'incarico di capo di Stato Maggiore dell'Intendenza della Stata Armata, inizialmente del Corpo Italiano di Spedizione, successivamente dell'Armata Italiana in Russia. Dopo l'8 settembre del 1943 fu catturato dai tedeschi e internato in Germania. Liberato il 27 aprile del 1945 dalle truppe americane, venne trasportato dal carcere di Torgau a Naumburg per essere immediatamente rimpatriato. De Micheli seppe che in quelle città si trovavano alcune centinaia di italiani, ex internati civili, abbandonati a loro stessi, senza capo, senza disciplina e di condizioni miserevoli sotto ogni riguardo. Per tale ragione decise di rinunciare al beneficio di rientrare subito in patria, per assistere quei connazionali e per impedire disordini ed incidenti che si determinarono. A Naumburg venne a sapere che nelle località vicine vi erano altri italiani in condizioni analoghe, per cui iniziò l'opera di ricerca e di assistenza, che finì per porre sotto la sua tutela tutti gli italiani, oltre 30.000, che si trovavano nel raggio di 80 km da loro. Rientrato in patria, dopo essersi reso conto della presenza di numerosi ufficiali del Bersaglieri, che a rientro erano stati reimpiegati presso alcuni reggimenti di fanteria e che ambivano a tornare ai Bersaglieri, riuscì a far pressione sulla loro Stato Maggiore per la loro movimentazione al costituendo terzo reggimento Bersaglieri, il 1 luglio del 1946 presso la caserma Atelier di Milano e successivamente esserne nominato. Nel 1963, con il nuovo ordinamento delle grandi unità corazzate, è entrato a far parte del reggimento il 4° battaglione Carli, che nell'ultimo conflitto aveva combattuto nel fronte greco-albanese, jugoslavo e libico, tunisino. Il 21 ottobre 1975 la ristrutturazione dell'esercito italiano colpisce anche il terzo reggimento, che viene sciolto, e la sua bandiera e le sue tradizioni vengono ereditate dal 18° battaglione Dorico, che prende il nome di 18° battaglione Foggia-Scaglia, per ricordare le località nei pressi di Bologna dove il battaglione, al comando del maggiore Romolo Quercio, partecipò alla rottura del fronte atlantico. Dall'agosto del 1982 al marzo 1984 il 18° battaglione partecipò all'operazione di pace con il contingente italiano in Libano, formando 2 intere compagnie fuciliere. Il 28 agosto 1991, a seguito di nuovi provvedimenti ordinativi, venne ricostituito il terzo reggimento Bersaglieri. In
Il 93 vede il terzo precettato per l'operazione Somalia e dopo un'adeguata preparazione il 30 settembre parte per la missione Ibis 2. Rimarrà in terra d'Africa fino al 30 gennaio del 94, dove costituisce il distaccamento Bravo nell'ambito del Bulabulti a 240 km da Mogadiscio, nella regione di Lira, assolvendo in modo esemplare il compito assegnatogli nell'ambito della missione di pace ONU e meritando una medaglia d'argento. Dal 1 dicembre 2009, a seguito dei provvedimenti ordinativi del provvedimento ordinativo numero 96 dello Stato Maggiore d'Esercito, il reggimento si è trasferito dalla sede di Milano a quella di Teolana, lasciando la 132esima brigata corazzata Ariete e passando alle dipendenze della brigata meccanizzata Sassari. Dal mese del gennaio 2011 il reggimento inizia la fase di approntamento per l'operazione del personale alla missione per il teatro operativo afghano e in data 28 settembre 2011 il reggimento si rischiera ad Herat e dal 3 ottobre 2011 assume la funzione di Provincial Reconstruction Team in seno all'operazione IAM, oltre a fornire un'unità a livello plotone di rinforzo al 151esimo reggimento Fanteria Sassari schierato a Maladona, nel nord dell'Afghanistan. Il 5 aprile 2012, terminata la missione in terra afghana, la bandiera di guerra del comandante del reggimento è entrata nel segno. Contestualmente, ovvero dal 2011 e senza soluzione di continuità fino al 2016, il reggimento ha contribuito all'operazione Strade Sicure sul territorio nazionale, sulla piazza di Roma e di Napoli, fornendo assetti fino a livello battaglione in concorso alle forze dell'esercito. È l'8 giugno del 2013 che il terzo purtroppo paga un grosso tributo di sangue in terra afghana, la morte del maggiore Giuseppe La Rosa, ufficiale del terzo reggimento Bersaglieri, morto in operazione in un vile attentato terroristico, nell'adempimento della sua missione e oggi insignito della massima onorificenza, la medaglia d'oro al valore militare. Nel mese di settembre del 2013 il reggimento inizia la nuova fase di approntamento per l'operazione personale alla missione in teatro afghano, insieme all'operazione ISAF e in data 22 febbraio 2014 fino al luglio-agosto 2014 due unità a livello complesso minore e numerosi apprentice e advisors vengono impiegati nel citato teatro operativo. Contemporaneamente a tale operazione, il terzo ha inoltre inviato dal mese di febbraio al mese di agosto un'unità a livello plotone nel teatro operativo africano nella base interforze di Djibouti, nel Corno d'Africa, per l'alimentazione del comando dell'unità di Force Protection della base logistica avanzata delle interforze, esperienza ripetuta per la seconda volta nel 2016. È inviato nel mese di marzo, dal mese di marzo al mese di settembre, un'unità a livello squadra quale Close Protection Team in favore del comandante della missione Joint Enterprise in Kosovo. Più recentemente, e fino a pochi mesi fa, il reggimento è stato impegnato nel 2015, tornando in terra somala dopo circa 20 anni, con due plotoni bersaglieri sassarini che hanno partecipato alla European Union Training Mission in Somalia. Ultimo in ordine temporale è stato l'impiego semestrale in Iraq, circa 150 uomini e donne, nell'ambito dell'operazione Prima Patria, che ha visto i nostri bersaglieri contribuire all'addestramento delle forze di sicurezza culte, nonché al supporto del contingente nazionale. Direi insomma un bel bagaglio di esperienza. Passerei adesso alla proiezione di filmati che Terzo reggimento Bersaglieri. Le immagini che seguono sono desiderano ricordare così la memoria di coloro che sono rimasti nella morsa gelata della steppa russa. Nella battaglia di Natale del 1941 il terzo passa al contrattacco e occupa, dissanguandosi, posizioni ancora più avanzate. Ricostituito, prosegue nel successivo ciclo di operazioni. Complessivamente in Russia il terzo lascia sul campo 2000 caduti. Nell'agosto del 42, nella battaglia di Serafimovic sull'Ansa del Don, il suo comandante, il colonnello Aminto Caretto, è investito da schegge di artiglieria. Continua a dirigere l'azione nonostante abbia il ginocchio destro gravemente ferito. Vorrei chiamare qua il maresciallo tenente Remo Cara, al quale devo chiedere al signor generale comandante di consegnare la medaglia
nostre peculiarità di militari, tutto quanto, un bel riconoscimento, un alto meritorious medal all'allora sergente cadetto, attualmente sergente maggiore cadetto, che è qui. Anche lui degno artefice di quanto fatto in terra afghana. Importanti persone qua dentro per dare il giusto merito, il giusto saluto a un amico, primo maresciallo luogotenente Bruno Letta, che dopo un po' di anni vieni qua vicino. Adesso sembrerà un po' anacronistico, lui già ride, perché questo saluto di oggi è anche un po' difficile, nel senso che qualsiasi cosa almeno per quello che mi riguarda in questi 2 anni passa, qualsiasi cosa mi ha fatto avere a che fare con Bruno, c'era sempre una battuta, ironia, ma chiaramente sotto c'era molta serietà, capacità e tutto quanto. Quindi io innanzitutto vi lascio una pergamena, uno scritto, che lo leggo io perché non voglio perdermi nessuna parola di quello che domenica, prima della tua telefonata per invitarmi a vedere la partita della Lazio, ero molto messo a cercare le parole giuste, vabbè, senza troppa filosofia, senza troppa formalità per questo tuo saluto. E quindi in quella pergamena troverai scritto che 34 lunghi anni di vita militare in cui non credo ti sia mancato nulla e nulla tu hai mai fatto mancare all'istituzione, anzi sono convinto che tu abbia dato sempre e molto di più. 34 anni da bersagliere, al di là dei reparti in cui hai prestato servizio, bersagliere con la B maiuscola, perché chi ha avuto il privilegio di averti alle sue dipendenze o al suo fianco non ha potuto non notare la tua professionalità, la tua dignità, il tuo entusiasmo di uomo così come di militare. A mio giudizio hai sempre avuto nella tua mente questa massima, magari tu non lo sai però, no. Persa l'occasione, la stessa non si ripresenta. Questa è stata la tua filosofia di vita, infatti ti ho conosciuto e visto come quello che vuole far parte dei migliori e usando un concetto tipico dei bersaglieri, ma non solo, tu sei stato tra i migliori, indipendentemente dal mezzo o dalla situazione, facendo al meglio il mestiere del soldato, correre, marciare, sparare, combattere ed usare i mezzi che ti sono stati dati. Tangibili testimonianze del tuo stato di appartenenza alla vita militare e della profonda onestà di pensiero sono emersi in questi mesi che hanno preceduto la fine del tuo servizio attivo, mesi durante i quali, pur nascondendoti dietro la tua brillante autoironia, traspariva, a mio avviso, un forte conflitto nel tuo stato d'animo, ovvero forse non era ancora giunto il momento di muovere la sciabola. Comunque auguro a te e alla tua famiglia, perché veramente lo meritate, le migliori fortune per la lunga vita che ancora avete di fronte a voi. Vengono ora resi gli onori alla bandiera di guerra del 3° Reggimento Bersaglieri,
che entra nel luogo della cerimonia. Onori alla bandiera di guerra del 3° reggimento bersaglieri. Ora inizio la Santa Messa. Dalla radice di esse spunterà un germoglio, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore e ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Ecco, viene il Signore, Re della gloria. Sono arrivati all'estremo sacrificio. Queste sono le 3 parole, le 3 categorie con le quali si è aperta il briefing di oggi. E un po' sono delle parole che vengono illuminate da 2 grandi immagini che vengono dalla liturgia odierna. La prima immagine viene dall'antifona con la quale abbiamo iniziato l'Eucaristia, la celebrazione, la quale antifona dice: dalla radice di esse spunterà un germoglio, tutta la terra sarà piena della gloria del Signore. Di cosa si tratta? Si tratta di Davide, settimo tra i figli, settimo e ultimo dei figli di Iesse. Preghiera del bersagliere. A te, eterno Dio, Signore della pace e della guerra, noi bersaglieri della Marmora innalziamo la nostra preghiera. Tu che ci hai fatto conoscere le asperità di tante battaglie, il gaudio di tante vittorie, la pena di tante rinunce, fa che un raggio di gloria illumini sempre la nostra fronte, fa che la terra tremi sotto il nostro piede veloce e i nostri occhi mai vedranno vinte le nostre armi, mai piegata la bandiera della patria. Tu che ci hai dato un cuore di fiamma, guida i nostri passi sulla via dell'onore e se un giorno dovessimo cadere, rendi forte l'animo delle nostre mamme e delle nostre spose. Benedici, o Signore, le piume che ci tramandano un secolo d'assalti. Benedici i nostri cuori che palpitano per la patria santa. Benedici coloro che, dal Mincio al Don, dal Don a Poggio Scanno, sul campo restarono. Benedici l'Italia e gli italiani, tutti gli italiani. Ascolta, o Dio Onnipotente, la viva voce di chi solo a te si arrende. Il Signore sia con voi. La bandiera di guerra del 3° reggimento bersaglieri lascia il luogo della cerimonia.